Benvenuti, oggi è domenica 11 maggio 2025. Il sole sorge alle 5.56 e tramonta alle 19.57. La luna si leva alle 19.07 e cala alle 4.53. Il santo del giorno è San Fabio. Visse intorno al III secolo d.C. e fu discepolo di Sant'Antimo. Fece una bruttissima fine, venne torturato e decapitato a Roma per non aver accettato di offrire un sacrificio a Bacco. Oggi, domenica 11 maggio, si celebra la festa della mamma. Ricorrenza civile in alcuni paesi del mondo è volta a onorare la figura della madre, della maternità e dell'influenza sociale delle madri. La storia di questa ricorrenza è lunga e affascinante perché risale addirittura al mondo greco-romano. Allora si festeggiavano le mamme durante le feste legate alle divinità femminili, nelle quali si celebrava la fertilità. Festeggia oggi 93 anni Valentino Clemente Ludovico Garavani, noto semplicemente come Valentino, stilista di fama mondiale e creatore dell'omonimo marchio. È nata l'11 maggio del 1978 la supermodella e attrice francese Laetitia Casta. La sua carriera è cominciata a 15 anni, quando è stata scoperta da un fotografo durante una vacanza di famiglia in Corsica, terra natia del padre. Auguri per i suoi 47 anni. Infine auguri ad Alessandro Cattelan, che oggi compie 45 anni. Il presentatore radiofonico e televisivo ha raggiunto il grande successo grazie alla conduzione di X Factor. Nel 2022 viene annunciato il programma Stasera c'è Cattelan su Rai 2 e quest'anno ha condotto il Dopo Festival e la serata finale del Festival di Sanremo 2025. Molti erano giovani bergamaschi, animati dal desiderio di liberare la Sicilia dagli stranieri e unire l'Italia. Il manipolo di volontari arrivò l'11 maggio del 1860 sulla costa di Marsala sotto la guida di Garibaldi, l'evento che la storia ricorda come lo sbarco dei Mille. Quel drappello si allargò in poco tempo grazie ai tantissimi picciotti dell'isola, fino a diventare un esercito che riuscì nell'impresa di sconfiggere i borbonici. Una delle azioni che facciamo più spesso con il nostro cellulare è controllare l'ora. Ma come fa lo smartphone a segnare sempre l'ora esatta? La risposta va ricercata in una pluralità di tecnologie che, combinate insieme, permettono ai nostri dispositivi elettronici di essere sempre molto precisi nell'indicare l'ora corretta. Per entrare più nello specifico, gli smartphone regolano l'ora in base agli orologi atomici presenti nei laboratori dei server NTP e nei satelliti situati nello spazio. Buona domenica ai 12. Oggi la Luna entra in Scorpione e si oppone a Mercurio appena entrato in Toro. La configurazione raccomanda oggi di essere cauti con le parole. Mercurio entra in una dimensione un po' più lenta e la Luna in una più turbolenta. Attenzione! Ariete. Mercurio abbandona i vostri gradi, si trasferisce in Toro, rendendo la comunicazione necessariamente più oggettiva. La Luna in opposizione però oggi vi consiglia di sorvolare su tutta una serie di frasi su cui chiederete spiegazioni o chiarimenti in separata sede. Toro, la giornata di oggi prevede l'arrivo di Mercurio nei vostri gradi e una Luna in opposizione. Oggi proprio non è il caso di discutere o dialogare. Peraltro avete anche Urano nei vostri gradi zodiacali, il cocktail potrebbe essere un po' esplosivo. Gemelli, Mercurio entra in Toro e rallenta un po' per voi, si fa evidente e quindi dovrete utilizzare più l'intuito che non proprio la vostra arma migliore, ovvero la capacità comunicativa. La Luna in Scorpione vi fa avere dei ripensamenti su tutta una serie di valutazioni su alcune persone. Siate cauti e non giungete subito alle conclusioni. Cancro,
Luna assolutamente favorevole, opposta a Mercurio, certo. Magari vi sentite un po' feriti per qualcosa che è stato detto, ma anche Mercurio tenderà a rallentare e dopo la bufera si potrà riprendere il dialogo. Attendete però che sia il partner a fare la prima mossa in questo senso. Leone, una giornata oggi che vede l'inizio della quadratura della Luna, peraltro su un Marte un po' turbolento e nervoso. Oggi è una giornata che potrebbe non concludersi proprio secondo le aspettative, quindi non organizzate cose complicate, rilassatevi e magari evitate qualche invito che non amate. Vergine, una giornata oggi che vede la Luna più comunicativa del solito, a scapito anche di un Mercurio, anch'esso vostro pianeta, che però entra in Toro e in Trigono. Oggi, con poche ma eleganti parole, riuscirete a farvi capire sia dal partner che dagli amici. Bilancia, la giornata di oggi vede l'abbandono della Luna nei vostri gradi, ma anche Mercurio ha dismesso l'opposizione fastidiosa che non vi permetteva di parlare o di esprimervi bene. Utilizzerete questa domenica per riprendere il dialogo affettivo con il partner ed aggiustare un po' di equilibri importanti. Scorpione, la Luna entra nei vostri gradi e Mercurio in Toro, per cui si crea appunto questa opposizione molto importante. La Luna addolcisce i vostri sentimenti, Mercurio vi invita a non usare troppo le parole, i messaggi o la comunicazione. Oggi non è giornata adatta per queste cose, fatevi capire con gli sguardi, del resto è la vostra arma seduttiva migliore. Sagittario, giornata oggi molto intuitiva, Mercurio esce dal Trigono, quindi non potrete più utilizzarlo per comunicare agevolmente, il che non vi dispiace, proprio perché è un momento in cui volete stare abbastanza sereni, una domenica in cui sarete stranamente calmi e desiderosi del divano. Capricorno, giornata oggi che vede finalmente la Luna entrare in aspetto positivo, ma non solo, anche Mercurio è in Trigono. Finalmente riuscirete a riprendere la parola, a farvi capire e a dialogare un po' meglio. Mentre Venere fa ancora i capricci, questi due pianeti in questa configurazione vi aiuteranno molto. Acquario, oggi Luna di quadratura e anche Mercurio quadrano proprio sul vostro Plutone. Oggi non avete voglia proprio di fare niente, vi infastidiranno pure i discorsi poco concreti di alcune persone che avete intorno. Una domenica in cui vi si raccomanda di essere diplomatici e super partes. Pesci, giornata oggi molto positiva proprio perché la Luna è in Trigono e Mercurio diventa vostro amico. Riprendete la capacità comunicativa e prenderete delle decisioni importanti che comunicherete a qualche amico o collega. I soldi non possono comprare la felicità. Avrebbe detto questo poco prima di morire il signore delle reggae. Era l'11 maggio del 1981 quando il mondo della musica ha dovuto dire addio a Bob Marley. Dall'artista giamaicano stroncato da un cancro a soli 36 anni restano non solo le canzoni, ma anche uno stile di vita al quale in molti si sono ispirati. Scoprendo tutti questi modi di dire avrete sicuramente fatto passi da gigante con l'inglese. O mi sbaglio? Bene, e perché non aggiungere anche come si dice passi da gigante allora? L'espressione utilizzata è leaps and bounds, che sta appunto ad indicare un grande miglioramento, una crescita a vista d'occhio. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. È San Francesco d'Assisi il matto del giorno. Fondatore dell'ordine francescano, il giullare di Dio è rimasto nella memoria popolare per i gesti con i quali ha costruito la sua leggenda, fissati da Giotto negli affreschi della Basilica di Assisi, da Francesco che ammansisce il lupo di Gubbio e che predica agli uccelli. La sua conversione avviene verso i 24 anni, dopo una giovinezza spensierata, quando sceglie di vivere da semplice, da pazzo. I suoi precetti sono semplici: ripercorrere la vita di Cristo e degli Apostoli, spogliarsi di ogni ricchezza per capire la sofferenza degli ultimi, degli emarginati e dei perdenti.
Ti salutiamo con la frase del giorno. Se il tuo petto non può mantenere il tuo segreto, come mai potrà mantenerlo quello a cui l'avrai confidato? Parola dello scrittore francese Antoine Galland. Siate sempre persone di parola, ad esempio io vi dico e vi do la mia parola che vi aspetto domani sempre qui con un nuovo appuntamento dell'Almanacco. Vi aspetto, Buona giornata dalla vostra Martina.